Lunedì 24 aprile 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino del Corriere delle Alpi. Incominciamo con il Gazzettino di Belluno. Ecco la notizia messa in primo piano: pochi stagionali, taglieremo servizi. Si avvicina l'inizio dell'estate, albergatori e ristoratori non riescono a trovare manodopera, scoperto un posto su 2. Mancano tantissimi stagionali, l'estate del turismo si preannuncia a ranghi ridotti e quindi avremo a Belluno, come ovunque in Italia, l'inevitabile taglio dei servizi ricettivi e della ristorazione. Walter De Cassan, presidente provinciale della Federalberghi, propone un'analisi tanto dura quanto realistica. Foto di copertina che ci porta a Calalzo di Cadore, il caso De Carlo, abbiamo un progetto per riqualificarla, sangue alla stazione di Calalzo. Vediamo in questo scatto il giallo delle macchie di sangue in stazione, si pensa a un incidente, l'approfondimento di Toscani a pagina 8. L'assemblea Aido Belluno sul podio dei donatori, parliamo dell'Associazione Italiana Donatori Organi, ancora migrante scomparso, aiutateci a trovarlo. Compare e scompare continuamente, anche ieri il tam-tam partito da chi lo aveva visto in zona. Mega Belluno, giorno prima allertato Caritas e Comune nel tentativo di intercettarlo. Protagonista il migrante iracheno 45enne sfrattato da ignoti dall'area dell'ex discoteca Shadows in via Tiziano Vecellio, dove aveva trovato riparo. Non ha più nulla, 3 amici, Ferruccio Buso, Antonio Peratonere e Lucio Teruzzin, lanciano l'appello chiedendo di fare rete per aiutare il migrante, soprattutto in vista del prossimo inverno. Sempre dalla prima pagina sport, protagonista in 500 sugli spalti per un rugby superstar, parliamo del rugby Feltre, la neopromossa truppa di Coppa guida la classifica. E sempre per lo sport, altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. JMV Feltre centra la salvezza dopo una stagione travagliata, era l'obiettivo, in questo caso si parla di basket. Motociclismo, ormai manca solo il podio, a un Bassani sempre ai vertici. Calcio, ultima passerella vincente per il Limana Cavarzano, l'Unione, che però non c'è più, conclude una bellissima stagione in eccellenza e la sua breve storia superando per 3-1 il Lia Piave. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia in primo piano ci porta in Agordino, un fatto di cronaca: alcol nella stufa, esplode il flacone, bimbo ustionato. A 9 anni, l'incidente in casa, voleva preparare la colazione ai genitori, ricoverato all'ospedale di Verona, la madre ringrazia il paese per l'affetto. Voleva fare una sorpresa a mamma e papà, preparare la colazione come faceva sempre nel fine settimana e far loro trovare anche la cucina calda, ma accendendo la stufa con l'alcol un bambino di 9 anni si è gravemente ustionato. Ora è ricoverato all'ospedale di Verona, centro specializzato per ferite provocate dal fuoco. Grave ma non in pericolo di vita, l'incidente si è verificato sabato mattina in Agordino e ha scosso l'intera vallata che si è stretta attorno alla famiglia. Numerosi i messaggi e i gesti concreti di solidarietà. La madre, ovviamente scossa, ha voluto ringraziare per l'affetto. L'approfondimento di Forzini a pagina 17. Agricoltura di montagna, raccolti scarsi, prezzo del fieno raddoppiato, stalle in crisi. Lo scorso anno la produzione del fieno è stata magra, quest'anno la prima raccolta tarda, i prezzi sono raddoppiati. Dall'Istezza a Sorriva, rispettato l'antico voto della festa di San Dordi, l'approfondimento di Curto a pagina 21. Calalzo, notizia che abbiamo trovato anche nella prima pagina del Gazzettino di Belluno, pozza di sangue in stazione, intervengono i vigili del fuoco. Altri richiami dallo sport: Dolomiti Bellunesi in caduta libera, la classifica tiene. Il rugby Belluno rovescia Riviera e sale in vetta. E la foto di copertina ci porta invece a Fonzaso, un sottopasso alla Fenadora per rendere sicuro il rettilineo. Un sottopasso potrebbe mettere d'accordo le esigenze di accesso ai fondi delle decine di proprietari in zona Fenadora con la sicurezza della circolazione. È l'ipotesi avanzata dal sindaco di Fonzaso Cristian Pasa dopo il grave incidente che sabato ha coinvolto un motociclista. E sempre dalla prima pagina del Corriere delle Alpi, 25 aprile, liberazione festa dei bellunesi, cerimonie con bande e gagliardetti, libri, spettacoli, al via eventi in tutta la provincia. Gli approfondimenti da pagina 6 a pagina 7.
Questa è dunque la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamo al suo interno, breve panoramica come sempre riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, la festa della liberazione, la giornata, la scossa di Fini. L'ex leader torna in TV e pungola la premier per le ambiguità sul 25 aprile. Non capisco la ritrosia di Meloni sull'antifascismo, la destra lo riconosca. Sono ancorato ai valori di destra, ma eravamo più avanti su certi temi. Questa una delle dichiarazioni che troverete in questo articolo da parte di Gianfranco Fini, 71enne, ex presidente della Camera e leader di Alleanza Nazionale, è tornato ieri in TV a mezz'ora in più di Luce Annunziata su Rai 3. Per quanto riguarda i migranti, la sua riflessione: il governo fa quel che può, la UE predica bene e razzola male. Di Maio: sono lieto della nomina, non è uno sgarbo al governo. L'approfondimento lo troverete in questa pagina. Ma sempre in merito alla festa della liberazione, pagina 3, Antonio Tajani, l'intervista al vice premier. Berlusconi ha chiuso la questione e basta analisi del sangue a Meloni. Il vice premier c'è voglia di strumentalizzare, ma la posizione della destra è chiara: i soldi del PNRR vanno spesi tutti, alle europee saremo alleati se ci saranno i numeri. Per quanto riguarda Di Maio, ha scelto Borrell, certo non noi, ma non abbiamo protestato. Il cavaliere studia anche dall'ospedale e sta già pensando alle europee. Notizia in questo caso che riguarda appunto Silvio Berlusconi. Ma sempre in merito alla festa della liberazione, un approfondimento che ci porta in Veneto. 25 aprile, bufera Donazzan, PD, oltre il revisionismo, una provocazione svilente. Il segretario Dem martella: è tempo che la destra italiana prenda le distanze dal fascismo. Scarpa: i giovani credono in un futuro giusto, parlare di sostituzione etnica è vergognoso. Continuiamo con pagina 5, la nostra Repubblica è antifascista, un insulto alla tesi sul terrorismo. Stefani della Lega perplesso dalle parole dell'assessora, così si offendono le vittime, noi contrari a qualsiasi dittatura, Fratelli d'Italia dovrebbe fare più attenzione con le dichiarazioni. Il caso, in questo caso, riguarda l'assessore Donazzan. Passiamo a pagina 6, ed sempre in merito alla festa della liberazione, l'approfondimento che ci porta in provincia di Belluno. Vedevamo Caviola bruciare tra le urla della gente disperata. Ezio De Biaso, 90 anni, di Falcade, ricorda nitidamente i giorni dell'eccidio nella vallata. Quei ragazzi del battaglione SS Bozen fino all'inverno prima giocavano con noi. L'anziano testimone: non seguo la politica ma bisogna festeggiare l'Italia liberata. L'intervista a firma di Gianni Santomasi la troverete a pagina 6. E sempre in merito al bellunese, per quanto riguarda la festa della liberazione in programma nella giornata di domani, martedì 25 aprile, alzabandiera ai Gagliardetti, il bellunese onora il 25 aprile, a Feltre e Pedavena si ricorda la figura del combattente Nicolotto da Celarda, Calalzo e Pieve celebrano uniti, celebrazione unica anche per Alano e Quero Vas. Nei giorni veri della Zangrandi, la lotta al femminile contro Reich e Salò, nuova edizione del libro della partigiana bolognese di nascita Macadorina per scelta. Lo scontro politico, ma andiamo avanti con fatti di carattere internazionale. Sudan, italiani in salvo nella notte, la missione di rimpatrio di 140 connazionali intrappolati a Khartoum. L'evacuazione è stata portata a termine utilizzando Gibuti come base operativa. La situazione a Khartoum è preoccupante e cambia in continuazione. Stiamo lavorando per garantire il rimpatrio di tutti coloro che vogliono partire dal Sudan. Questa è la dichiarazione di Antonio Tajani, quella di prima era invece di Guido Crosetto, ministro della Difesa. L'intervista a Franco Masini: non abbandoniamo il paese, noi restiamo accanto ai malati. Il coordinatore medico di Emergency: sono giorni molto difficili e di grande tensione nella capitale, ma abbiamo deciso di rimanere qui per gli 81 pazienti in cura nel nostro ospedale. Franco Masini, coordinatore medico: è il momento più difficile da quando Emergency opera in questo paese, ovvero 20 anni. L'invasione in Ucraina, altri fatti che riguardano il mondo. Kiev, prime prove di controffensiva, siamo sulla riva est del Dnipro. Gli ucraini avanzano nella regione di Kherson, Lavrov a New York per il summit ONU, scontro con gli Stati Uniti per i visti negati. E adesso passiamo alle notizie che riguardano la provincia di Belluno. La notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi ci porta in Agordino. Cerca di accendere la stufa con l'alcol, il flacone scoppia. Bambino ustionato, il piccolo di 9 anni voleva preparare la colazione ai genitori e è ricoverato all'ospedale di Verona in condizioni serie. Voleva fare una sorpresa a mamma e papà, preparare la colazione come faceva sempre nel fine settimana e far loro trovare anche la cucina calda, ma accendendo la stufa con l'alcol un bambino di 9 anni si è gravemente ustionato, ora è ricoverato all'ospedale
Ospedale di Verona, centro specializzato per ferite provocate dal fuoco, grave ma non in pericolo di vita. Le condizioni appunto del bambino erano serie. Sabato mattina l'esplosione del flacone di alcol gli aveva procurato ustioni soprattutto alle gambe e in parte alle mani. I medici che lo hanno preso in cura a Verona hanno attivato tutte le procedure necessarie per medicarlo e per alleviargli il dolore, che nel caso delle ustioni è molto intenso. Ieri le sue condizioni, pur restando serie, erano già lievemente migliorate. Il recupero sarà lento e doloroso, ma fortunatamente non sono stati intaccati organi vitali, gli occhi o la bocca. L'incidente ha sconvolto l'intera vallata, solidarietà e vicinanza della comunità. La mamma ringrazia. La notizia dell'incidente che ha coinvolto un bambino di 9 anni che si è ustionato mentre cercava di accendere la stufa in casa usando l'alcol etilico, ha inevitabilmente scosso l'intero Agordino. Le comunità sono piccole nella vallata e i residenti si conoscono un po' tutti. Cortina in falloria senza giacca e vento, 6 americani soccorsi in quota, notizia che riguarda appunto l'escursionismo che deve essere preso non alla leggera ma con estrema serietà. Andiamo avanti con pagina 18, agricoltura di montagna, prezzo del fieno raddoppiato, la siccità brucia i conti delle stalle, magre riserve ormai esaurite e primo sfalcio in ritardo, le aziende costrette ad acquistare ma il mercato è pessimo. L'attività di Malga in forte difficoltà, diverse strutture resteranno chiuse. Fondi ridotti, lupi e vaccinazioni dal peggio in quota in sofferenza. Nel nuovo piano di sviluppo rurale, meno contributi a chi pulisce i prati, nenze di coldiretti sia alla biodiversità, ma non marginalizzate le mandrie. I contadini altoatesini abituati a portare qui il loro bestiame ora temono i predatori, ma anche le nuove norme sanitarie. Mondo del commercio, pagina 19, festa della liberazione con supermercati aperti in tutta la provincia, dal capoluogo al Cadore al Feltrino, la mappa dei negozi, spese soprattutto al mattino, molti a orario continuato. Passiamo a pagina 20, Calalzo, pozza di sangue in stazione, intervengono i vigili del fuoco. Una pozza di sangue all'ingresso della stazione, altre macchine nell'atrio. Sabato pomeriggio i viaggiatori si sono trovati di fronte a una scena raccapricciante alla stazione dei treni di Calalzo. Macchie di sangue imbrattavano le piastrelle all'ingresso dell'edificio e i locali interni. Subito sono state contattate le autorità e l'amministrazione comunale. Ieri ha chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per eliminare il sangue e rimettere a disposizione del pubblico la stazione. Non è stato possibile infatti trovare un'impresa per le pulizie. Secondo una prima ricostruzione, uno dei giovani che frequenta abitualmente la stazione sabato pomeriggio si sarebbe tagliato con una bottiglia perdendo sangue in diversi locali e all'esterno. Ponte nelle Alpi, notizia di spalle, non è sempre Alzheimer, a Ponte un confronto sul decadimento senile. E ancora Cagnetta in fuga dalla nuova casa, pasti a orari fissi per catturarla. Da inizio anno trovava rifugio nei pressi della stazione di Belluno, la Paca l'ha ribattezzata Ghegei per ricordare l'orsa trentina. Notizie che ci portano nel Feltrino con pagina 21, Fonzaso, sottopasso per rendere sicuro il rettilineo, l'ipotesi è del sindaco Pasa che chiederà un incontro a Veneto Strade, restano gravi le condizioni del motociclista, l'incidente è avvenuto sabato scorso, il centauro feltrino rimasto coinvolto è stato stabilizzato e resta in terapia intensiva all'ospedale Santa Maria del Prato, deve fare i conti con le diverse fratture riportate, i medici mantengono un giudizio prudenziale sul decorso clinico mentre i suoi tanti amici motociclisti fanno il tifo per una pronta ripresa. Sovramonte dalla California sorriva per San Dordi, rispettati il voto e la tradizione del 1631. Ieri la cottura e la distribuzione della minestra votiva da parte dei coscritti. Marco Todesco e la famiglia sono venuti apposta dagli Stati Uniti e vediamoli appunto in questo scatto davanti alla chiesa di San Dordi. Benedizione dei trattori, alla Mono oltre 90 mezzi, premiata la giovane Angela Tommasini. E continuiamo con la rubrica Cultura e Società, Gallerie d'Italia, tutti ex per Elena, le sue illustrazioni e 100 amici artisti in mostra a Vicenza. Omaggio al talento di Xausa, mancata nel novembre 2022, oltre all'esposizione un ricco programma di giornate creative. E adesso le pagine sportive dedicate appunto allo sport bellunese, siamo a pagina 23, calcio di Serie D, la 32esima giornata, i lupi sbranano una tenera Dolomiti bellunesi, la salvezza in ballo nelle ultime due partite, la Luparense rifila la terza sconfitta consecutiva alla squadra di Zanin, inutile il provvisorio pareggio segnato da Vavassori. Notizie confortanti dagli altri campi, il margine sui play-out è ancora di 4 punti, questo è il risultato finale 1-2 tra Dolomiti bellunesi e Luparense. Andiamo avanti con altro sport, sempre calcio ma in questo caso di eccellenza, Limana Cavarzano la fusione saluta col botto, battuto in extremis Ilia Piave nella gara di congedo ormai priva di significato per la classifica di entrambe le formazioni, 3-2 il risultato finale.
Terza categoria, il Pedavena vince, adesso vede la seconda, un gol mischia di Matussi manda al tappeto il Comelico che ora insegue a -4 a 3 sole partite dal termine del torneo, 0-1 tra Comelico e Pedavena. Troverete tutti i risultati a pagina 28, ne continuiamo con pagina 29, sempre per quanto riguarda la terza categoria, altri risultati, 1-3 tra Limana Cavarzano Valzoldana, 1-4 tra Piave e San Vittore, 0-2 tra Cortina Domegge, 0-2 tra Dinamo Plavis 2021. Calcio, i tornei del CSI, Chies 3 gol alla Olfite e gap più ampio sul Sedico, la seconda in classifica pareggia col Soccer e ora insegue a -11. In A2 Sovramonte capolista impatta con il Kral Farrese. Questi risultati: 0-3 tra Bellunese Olfite Chies, 1-1 tra Le Villers e Vignui, 1-1 tra Soccer Sedico, 3-0 tra Virtus Nemeggio e Bar Quadrifoglio. Basket Serie D, JMV successo tutto di cuore, la salvezza in cassaforte, combattutissimo il match che valeva una stagione contro il Pro Pace Padova, decisivo il terzo parziale con i 10 punti di Di Gennaro che orientano la sfida. 69-58, questo è il risultato finale tra JMV Feltre e Pro Pace Padova. Sempre per il basket, sempre Serie D, Valbelluna KO che significa addio ai sogni di playoff, 61-46, il risultato finale tra Jolly Basket e Valbelluna. Continuiamo con pagina 32, pallavolo, Serie C femminile, Rurale, congedo con un punto e una prova onorevole. Il Salese secondo in classifica fatica contro le Feltrine, capaci di vincere primo e quarto set e bene in partita nel tie break, 2-3 tra Rurali Feltre e Salese. Sempre dalla Serie C femminile, GS ottima prova e un punto meritato contro l'Usma Padova, padrona del torneo, 2-3 il risultato finale. Ancora dalla Serie C femminile, una HL fuori fase si arrende a Vigonza e chiude la stagione con la 15ª sconfitta, 3-0 tra Vigò e HL Belluno. Rugby Serie B, Feltre, il calcio piazzato di Aspodello regala la vittoria contro il Brescia. I Granata restano saldi in vetta alla classifica a 3 gare dalla fine dopo una partita molto combattuta. L'allenatore Coppa esulta e i ragazzi ci hanno messo cuore e abilità. Sempre dal rugby Serie C, domenica da incorniciare, Belluno batte Riviera ed è primo in classifica. Dalla piazzola il gialloblu Sacchette sfodera una precisione davvero cecchino e non sbaglia neanche un calcio piazzato, 21-3 il risultato finale. Podismo, Polesana e Giulia Paul trionfano nella Corrivilla Piana. Tra gli uomini secondo Zanoni, terzo Signorotto, bene Landric e De Simoi, il Memorial Brancher va a Matteo Grigolo. Motociclismo Superbike, Bassani penalizzato in gara 2 chiude in quinta posizione. Il motociclista feltrino ha tagliato la curva dopo il contatto con Aigerter. Ho cercato di fare come Valentino Rossi con Marquez, ma è andata bene. Curling doppio misto, seconda vittoria degli azzurri ai mondiali, battuta l'Ungheria e vediamo in questo scatto Costantini e Arman vittoriosi. E ancora dalle bocce, in questo caso Serie B, Dolada Seribel batte Chiesa Nuova, avanti tutta nelle semifinali playoff. Concludiamo con la Serie A, la Juve non esce dal tunnel, il Napoli vince al fotofinish, gara combattuta all'Allianz Stadium, ma succede tutto nel finale di match, prima il VAR annulla un gol di Di Maria, poi al 93esimo Raspadori fa giuire gli azzurri, 0-1 il risultato finale tra Juventus e Napoli. È davvero tutto, leggiamo le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, tempo variabile, a tratti instabile, soprattutto fino al mattino, poi dalle ore centrali crescenti e schiarite, specie in pianura, alternate ad annuvolamenti più che altro sulle zone montane e pedemontane. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo mercoledì 26 aprile. A tutti voi una buona festa della Liberazione, domani 25 aprile, e una buona giornata come sempre in compagnia di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.